Mister Chierico, mister del Casteggio. Mister, oggi una sconfitta abbastanza pesante in chiave corsa ai playoff. Sì, i nostri sogni playoff si sono infranti in questa partita, abbiamo giocato contro un'ottima squadra, si sapeva, noi abbiamo difficoltà proprio anche di organico, avevamo fuori alcuni giocatori importanti, non al meglio della loro condizione alcuni altri, non è un alibi ma è la constatazione della realtà. Certo. Peccato, però non c'è niente da dire, l'Ardor Lazzate ha meritato di vincere. Ecco, quindi ci mette definitivamente una pietra sopra questo discorso, ci crede ancora? Proprio di sì, perché noi il nostro compito l'abbiamo fatto, però logicamente abbiamo ancora 3 partite e cerchiamo di finire nel migliore dei modi. Certo, va bene, grazie mille mister, gentilissimo. Mister Fedele, tecnico dell'Ardor Lazzate. Mister, oggi serviva una vittoria in chiave corsa ai playoff, grandissima partita e grandissima vittoria. Sì, devo assolutamente fare i complimenti ai ragazzi perché non era una partita facile, non siamo stati brillantissimi settimana scorsa a Neda e quindi i ragazzi hanno dato una risposta sul campo veramente importante. Ti dico soprattutto nel secondo tempo, secondo me abbiamo gestito al meglio i ritmi della partita, abbiamo palleggiato, abbiamo affondato quando dovevamo affondare e quindi siamo stati bravi, dai. Ecco, manca ormai pochissimo al photo finish. Le dirette concorrenti, da quello che abbiamo sentito, hanno comunque vinto proprio anche loro allo scadere della partita, quindi un po' ancora tutto aperto lì davanti, però questo Ardor, se gioca così, non ha nulla da cui preoccuparsi. Sì, abbiamo seguito anch'io alla fine, mi hanno detto che hanno vinto sia la Sorbetese che l'FC Milanese, Caverate, ha vinto anche il Magenta, ha pareggiato solo il Pavia, quindi paradossalmente si è stretta ancora di più la classifica, però adesso dobbiamo lavorare ancora meglio per il rush finale e cercare prima di tutto di blindare i playoff e poi cercare di posizionarci nella posizione migliore per poterla affrontare magari in casa. Perfetto mister, complimenti ancora, in bocca al lupo. Grazie mille.